carissime, benvenute al tutorial di trucco di Cesare Colonnese. Un breve tutorial, perché è una introduzione a quello che sarà il fondotinta che verrà più tardi. Allora mi raccomando, non si può pretendere di truccarsi il viso se non si ha il viso pulito. Come quando ci facciamo la doccia tutti i giorni, noi abbiamo bisogno di lavarci quotidianamente, perché è una nostra esigenza arrivare a far uso del make up. Dobbiamo prima avere un viso pulito. Il sapone col quale ci laviamo quando ci facciamo la doccia, il bagnoschiuma, non sono sufficienti a pulire il viso. Allora c'è una cosa di cui io mi raccomando: ogni sera, sistematicamente, abitudinariamente, voi dovete pulire il viso con un detergente ed un tonico. Il detergente sarà una crema, non necessariamente costosissima, in base anche alle vostre possibilità. Potete scegliere una buona crema con dei principi attivi ottimi, pur non essendo a un prezzo eccessivo. Importante che voi facciate uso sempre di crema detergente, tonico, crema idratante. Stessa cosa alla sera: crema detergente, tonico, crema nutriente, ricordandovi che la zona perioculare, quella del contorno occhi, va trattata sempre con un prodotto specifico per il contorno occhi. Perciò avrete una crema specifica per il contorno occhi prima del trucco e una crema nutriente da mettere alla sera. Ma la cosa che io vi raccomando e vi obbligo categoricamente a fare è pulire il viso soprattutto la sera, perché è durante l'arco della giornata che le impurità vanno a depositarsi sui nostri pori e hanno bisogno di essere rimosse. In che modo? Latte detergente, anche sulle mani stesse, dei movimenti circolari così belli profondi, poi una bella sciacquata di acqua tiepida, non troppo fredda, una passata di tonico leggero. Cosa vuol dire? Che non deve essere necessariamente alcolico, anzi tanto più la pelle sarà delicata e minore sarà il tonico alcolico che io dovrò usare. Il tonico serve a rendere la pelle ricettiva, a far sì che la crema idratante che andrò a mettere su tutto il viso dopo, qui su tutto il viso, estendendola bene in maniera uniforme dal basso verso l'alto, questa crema, una volta dato il tonico, assorbirà meglio e sarà la base di supporto per il trucco che farò, che dovrà durarmi tutta la giornata. Allora mi raccomando, ogni mattina una passata veloce di detergente, tonico e poi crema idratante, ma soprattutto alla sera una bella pulizia fatta con detergente, una bella sciacquata di acqua tiepida, tonico e poi, visto che non vi truccate più a meno che non dobbiate uscire, una bella crema per la notte e la pelle può riposare in pace. Ci sentiamo per il prossimo tutorial di trucco. Grazie di avermi seguito fin qui, era una nozione importante. La prossima volta, nel prossimo tutorial, parleremo di fondotinta e correttore. Un abbraccio a tutti dal vostro Cesare.